Nicola Finco. Grazie Presidente. Beh, innanzitutto saluto gli amici dei consorzi che sicuramente ci staranno seguendo, anche gli amici dell'Unione Veneta Bonifiche, perché so che spesso e volentieri seguono i lavori del Consiglio regionale. Forse può darsi, forse ha anche ragione il consigliere Pettenò. Allora guardate, questa qua è una tematica molto delicata e molto sentita, soprattutto in determinate fasce del Veneto e soprattutto nella zona pedemontana. Io non sto facendo un attacco nei confronti del mio gruppo o cosa, io sto facendo un discorso di coerenza. Secondo me quando si fa una legge e la si fa difendendola con lunghe discussioni sia nelle commissioni sia in aula, bisogna avere anche la capacità e la coerenza di difendere le scelte fatte. Io so quanto questa tassa sia odiata in determinate zone, so quanti comitati sono nati in questi anni contro l'inutile balzello dei consorzi di bonifica e so benissimo quanto la gente ha ben accolto questa legge nel lontano 2009 quando il Consiglio regionale, quasi all'unanimità, mi sembra con la sola astensione o il voto contrario del consigliere Pettenò, è passata. Una legge molto importante, una legge che dopo 30 anni aveva rinnovato il sistema di consorzi di bonifica mettendo dei paletti chiari e precisi nei confronti di alcuni enti che fino a qualche anno fa avevano una certa supponenza e anzi trattavano la regione come sì un ente da considerare ma fino a un certo punto. Nell'ottava legislatura diversi sono stati i progetti di legge presentati da diversi gruppi consigliari sia inerenti alla modifica delle strutture consortili, chi proponeva l'abolizione dei consorzi, chi proponeva l'abolizione di questo balzello inutile, chi un'intera ristrutturazione, ma alla fine ci ha pensato la Giunta con l'allora assessore Conta a presentare un testo molto dibattuto, ma come ho detto prima ha portato un buon risultato e ad una buona legge. Questo articolo di finanziaria, che come avete letto anche nei giorni scorsi in diversi articoli di giornale e sulla stampa, è un articolo di finanziaria che io sinceramente, magari dissento dal mio gruppo, ma non mi sento in grado di votare. Non mi sento in grado di votare perché, come ho detto prima, la gran parte della discussione della legge 12/2009 si è basata sulla questione della doppia contribuenza. Quindi voglio dire, e lo ripeto, è una questione di coerenza. La lunga lotta fatta contro praticamente il sistema della doppia contribuenza, del servizio di allontanamento delle acque piovane, che gravava non solamente sui consorzi di bonifica, ma anche, per quel che riguarda, sulla rete fognaria. Quindi l'utente finale si trovava 2 volte a pagare la stessa cosa. Con l'approvazione dell'articolo 37, quindi il Consiglio regionale e la Giunta hanno messo fine a questo trattamento ingiusto cui erano sottoposti gli immobili urbani, stabilendo che a partire dal 1° di gennaio del 2010 i soggetti gestori del servizio idrico integrato avrebbero dovuto sostenere i relativi costi di bonifica. Peraltro è da ricordare che disposizioni analoghe sono presenti anche in altre regioni d'Italia, quindi non siamo l'unico caso, in particolar modo nel Lazio. Dobbiamo ricordare che gli enti gestori hanno fatto ben 2 ricorsi contro la Regione Veneto, uno il 4 maggio 2010 e uno il 12 aprile 2011, contro l'articolo 37. Non si sa ancora, non c'è ancora sentenza in merito. Secondo loro, la tariffa pagata dall'utente per il servizio di fognatura e depurazione è commisurata al volume di acqua prelevata al contatore del servizio acquedotto e non vi sarebbe pertanto alcuna correlazione con le acque meteoriche scaricate. In realtà però i gestori dei servizi idrici non è che hanno la sola competenza per le acque reflue e per le acque che noi preleviamo dal contatore. Quando loro vanno a realizzare le condotte, quindi quando loro vanno a realizzare i collettori, ovviamente fanno le reti sovradimensionate per accogliere anche le acque meteoriche e quei costi nella realizzazione di questi collettori vengono già considerati all'interno della tariffa. Quindi questo è un obbligo che gli enti gestori già avrebbero nei confronti di pagare nei confronti di consorzi di bonifica. Ma cosa fa la Regione? Invece
che fare applicare la legge, perché ricordiamoci che noi siamo l'organo legislativo, noi siamo qui per fare l'interesse dei cittadini, del popolo veneto e non fare gli interessi degli enti privati, dei consorzi di bonifica o dei soggetti gestori del servizio idrico integrato. Il Consiglio regionale legittimamente ha fatto una legge e il Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio regionale dovrebbe fare il possibile per fare rispettare questa legge, non trovare la soluzione per piegarsi alla forza degli enti gestori o alla forza di singoli consorzi di bonifica. Perché ricordiamoci che quando hanno bisogno vengono in Consiglio regionale a chiedere aiuto, a chiedere una mano. Quando devono applicare una legge della Regione fanno i ricorsi, fanno pressione affinché qualcuno presenti e faccia pressioni per modificare un articolo di legge. Io a questo non ci sto assolutamente, non ci sto nel rispetto dei miei elettori, non ci sto nei confronti dei tanti elettori che hanno creduto in questo progetto di legge, che ci hanno votato perché abbiamo fatto questo progetto di legge, ma soprattutto perché in questi giorni mi sono arrivate centinaia di mail, non so se sono arrivate anche al consigliere Pettenò, di gente incavolata solamente perché ha sentito della reintroduzione di questo inutile balzello. Posso parlare di tutte le mie zone che vanno da Piovene Rocchette a Schio, a Bassano del Grappa, tutta la fascia pedemontana, ma anche le zone del Basso Vicentino, altre zone del Trevigiano e del Veronese. Secondo me questo articolo, a mio parere, non deve assolutamente passare. Se si vuole modificare la legge si porta la modifica in commissione, la si discute in commissione e si rispetta il ruolo delle singole commissioni e dei singoli consiglieri. Ricordiamoci che questo articolo è stato presentato sia in quarta commissione ed è stato bocciato, è stato presentato in prima commissione e poi è stato ritirato e non capisco la volontà che si ha nel voler forzare la mano nel presentare nuovamente questo tipo di emendamento. Passiamo all'esame, ho detto che parlo in dissenso del gruppo. Passiamo all'esame dell'emendamento. Ovviamente la volontà, come ho detto prima, è quella di sgravare gli enti gestori del servizio idrico integrato nel pagamento nei confronti dei consorzi. Però io vorrei ben capire come fanno le strutture regionali competenti a verificare entro il 31 marzo di ogni anno l'ammontare degli oneri complessivi diretti ed indiretti. Con quali strumenti, se non con una semplice dichiarazione che ci faranno questi enti privati. Quindi sicuramente i costi indiretti, che sono quelli per la gestione, saranno sicuramente elevatissimi perché quelli che ci forniranno questi elementi saranno proprio gli enti gestori. Quindi noi ci dovremmo basare solamente sull'indicazione che ci daranno questi privati. Ripeto che oltretutto presentare un emendamento retroattivo è ancora più grave, in quanto in questi giorni stanno arrivando le bollette di Equitalia, in merito sempre ai consorzi, grazie a quella sospensione che noi abbiamo fatto alla fine del novembre 2010. Una sospensione che doveva essere l'ultima dell'articolo 37 e ricordo che l'articolo 37 al comma 2 recita: gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non sono assoggettati al contributo di bonifica per lo scolo delle relative acque. Purtroppo questa legge ad oggi sono passati 3 anni e non è ancora applicata. Non è applicata perché nel lontano 2010 i consorzi, che poveretti sono sempre in deficit, non ce la fanno. Guarda caso, invece di pensare a fare i piani di perimetrazione, qualcuno pensava a costituire società tipo Energie Venete o quant'altro, era impegnato in altre soluzioni invece di risolvere i problemi dei cittadini e questo ha portato ovviamente al pagamento anche per il 2010. In questi giorni stanno arrivando le gabelle che stanno facendo infuriare la gente. Me ne sono arrivati un pacco, queste qua sono solamente alcune, ma soprattutto stanno arrivando tramite Equitalia. Vi dico, la legge fatta nel 2009 a mio parere è una buona legge, una legge che sostanzialmente è intervenuta su 3 temi principali. Una era la riduzione dei consorzi, che bene o male sono stati portati da 20 a 10, io li avrei portati da 20 a 0. Ma guardi, consigliere Pettenò, quando io sono uscito 15 giorni fa sulla tematica del risparmio dei consorzi,
Qualcuno mi ha risposto che i consorzi hanno risparmiato in questi anni 1,5 milioni. La settimana dopo hanno fatto una conferenza stampa al Balbi, hanno detto che hanno risparmiato 5 milioni e magari sono i 5 milioni che servono per coprire i 5 milioni che mancano per esentare i 16,53. Magari se facciamo una conferenza la settimana prossima ci dicono che hanno risparmiato magari 7 milioni, 7 milioni e mezzo. Ecco, io di consorzi non mi sono mai fidato. Sono arrivati... Io poi ho presentato un'altra serie di emendamenti che vanno ad aumentare la soglia di esenzione, perché purtroppo fatta la legge hanno trovato anche l'inganno, cioè spesso e volentieri hanno aumentato anche il tributo da dare ai consorzi, quindi con aumenti delle bollette, quindi superando i 16,53 € facendo così pagare i contribuenti. E oltretutto volevo evidenziare che questa è una legge che è stata votata dalla gran parte dei consiglieri presenti nell'ultima legislatura. Che cosa dire? I consorzi spesso si lamentano che non hanno soldi, però vedo che i consorzi continuano a fare delle pubblicazioni. Io vedo il consorzio mio, quest'anno ha fatto questa pubblicazione, ne ha fatto una nel 2009, ne ha fatta una nel 2010, ne ha fatta una nel 2011, però mentre abbiamo qui qualche direttore generale che a Natale fa i regalini, no? Che magari alla sanità ha l'USL che è in difficoltà e fa come regalini le aziendine, noi qui che abbiamo i consorzi che sono in deficit, sapete che regalini fanno i consorzi? I consorzi fanno questo tipo di regalini, volumi di 400 pagine, del costo di 49,50 €. Questi sono gli omaggi. Questi sono gli omaggi che fanno i consorzi di bonifica. Quindi io non capisco come possiamo noi consiglieri regionali prenderci la responsabilità di reintrodurre un'odiosa tassa del genere quando abbiamo questi enti che comunque se ne sono sempre fregati della regione, perché tanto sapevano che bene o male alla fine dell'anno la regione arrivava sempre e sempre tirava fuori i soldi. Ci hanno presi in giro con i piani di perimetrazione, l'hanno tirata lunga, ad oggi in commissione di piani di classifica non ne abbiamo visto nemmeno uno e questi continuano a fare le loro festicciole, fanno i concerti nelle centrali, fanno i buffet, fanno i libri, i libretti e continuano a spendere e espandere. Quindi signori cari, o la regione, il consiglio regionale difende il proprio ruolo, anche perché se noi approviamo questo emendamento di conseguenza perdiamo ufficialmente nei confronti del TAR perché in questa controversia, perché se noi facciamo un passo indietro vuol dire che abbiamo sbagliato, ma più che altro io faccio un discorso di coerenza. Con quale faccia noi potremmo andare nei nostri territori a parlare con la nostra gente riintroducendo un balzello del genere? Anche perché non è tanto il balzello dei 17, 18, 20 € che arriva alla gente. La gente non accetta il discorso della doppia contribuenza. Ricordo inoltre che l'articolo 155,3 del decreto legislativo 152/2006 stabilisce che gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura sono esonerati dal pagamento di qualsiasi altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici. Quindi, signori cari, di carrozzoni ne abbiamo già che basta. Io sinceramente sarei dell'idea di chiuderli questi consorzi di bonifica e dare in mano tutti i geni civili. Qualcuno mi dice che non si può fare perché sono degli enti pubblici che però mangiano i soldi privati dato che sono enti pubblici. E inoltre ci tengo a precisare che anche nelle elezioni proprio di questi consorzi sappiamo benissimo che la fascia urbana non è tanto ben rappresentata, sappiamo benissimo a chi fanno riferimento questi consorzi di bonifica, che per carità difendono, qualcuno anche che qui sta continuando a difendere e portando avanti questa tematica, difendono una determinata categoria che è quella degli agricoltori, ma ricordiamoci che i contribuenti in determinate zone hanno un grosso peso, però non sono degnamente rappresentati. Quindi forse se devo fare una critica a questa legge, forse che non sia ben rivisto anche tutto il discorso della votazione di questi enti consortili. Concludo facendo un appello a tutti i consiglieri perché non votino la reintroduzione di questo balzello nel rispetto dei nostri cittadini e del popolo veneto.